Benvenuti a tutti alla nuova puntata di Soundtrack City, dedicata anche questa a un compositore. Allora, questo compositore che nei primi anni 2000, del 2000 era considerato un po' facente parte di quella Nouvelle Vague di cui faceva parte ad esempio anche Andrea Farri, per dirne uno, insomma, quindi sono bene o male della stessa generazione. Stiamo parlando di Francesco Cerasi. Dici un po' qualcosa di lui, caro Massimo Privitera di colonnesonore.net. Caro Marco Testoni di Soundtrack City e non soltanto. No, ovviamente Francesco Cerasi ne parliamo perché tra l'altro ultimamente ha ricevuto il premio Spello 2020 per la miglior colonna sonora del film Fiore Gemello di Laura Lucchetti, con una sonora molto particolare di un on the road, due ragazzi in fuga, di cui poi ci racconterà nel dettaglio Francesco. Ma è anche su Amazon è presente il film che doveva uscire al cinema a causa Covid, ovviamente tutto slittato, e con Valentina Lodovini, una commedia molto molto simpatica, Cambio tutto. Ma non è nuovo ai premi Francesco Cerasi, perché nel 2011 il caro Francesco vinse il Nastro d'Argento per la canzone Amami di più, dal film Se sei così ti dico sì, con Emilio Solfrizzi. Ma non solo, si è aggiudicato il premio Sonora come miglior musicista, il premio Ente dello Spettacolo e il Cinematografo per la colonna sonora di 1 su 2, il premio Golden Graal a Astro Nascente della colonna sonora italiana e il premio di garanzia Ministero della Cultura per la colonna sonora di Esse Domani. Sodalizio con 3 registi in particolare: Eugenio Capuccio, Volevo solo dormirle addosso, con cui ha esordito come compositore di musica applicata alle immagini, poi il regista Ivano De Matteo, con il quale ha scritto veramente delle colonne sonore molto molto intimamente intense, e poi non dimentichiamo Francesco Miccichè, con il quale ha realizzato per la prima parte della loro collaborazione I Liceali, una serie TV su Canale 5, ma poi ha tanti altri film. È uno stile giovane, fresco, pragmatico, con venature classicheggianti, quello di Francesco Cerasi, ed è veramente pregno di orecchiabilità, di cantabilità e di innovazione dal punto di vista della sperimentazione nel mondo delle colonne sonore. Quindi sarà un'intervista veramente interessante, perché è una voce interessantissima, come dicevi per l'appunto tu, Marco, del panorama italiano delle colonne sonore. Peraltro voglio concludere dicendo che Francesco Cerasi non si limita alle colonne sonore per film, per lungometraggi, ma anche per documentari, ma la sua attività, e questo è un lato molto interessante di cui parleremo più approfonditamente in un'altra puntata, ad esempio sonorizza quadri. Ecco, lui ha partecipato a un bellissimo progetto alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, dove lui sonorizzava i vari quadri che erano esposti in questa mostra. Molto interessante, ce ne parlerà anche durante l'intervista. Quindi grazie Massimo, ci andiamo a sentire l'intervista con Francesco Cerasi. A dopo, ciao. Ciao. Eccolo qui, allora ne abbiamo parlato nell'introduzione ed ecco qui a voi Francesco Cerasi. Ciao Francesco. Ciao a tutti, ciao Marco, Francesco. ciao Massimo, ciao. Allora, siamo molto felici di averti qui, perché insomma c'è tanto da discutere con te. Abbiamo parlato anticipatamente appunto della tua filmografia, che è ricchissima anche dal punto di vista, voglio dire, numerico, perché è da un po' che tu sei su piazza, come si suol dire, per cui nell'ambito della musica applicata per cinema. Noi iniziamo subito con qualche domanda di rito di tipo legato alla tua formazione in generale. Io parto dalla prima, poi lascio l'altra a Massimo. Dritto per dritto, senza, e non devi essere assolutamente restio a rispondere. Che musica ascoltavi da ragazzo? Ma quando dico ragazzo intendo dire ragazzo, Cioè l'altro ieri. Esatto, cioè no, anzi per dire che è passato molto tempo, insomma. Ascoltavo tanta Penguin Cafe Orchestra
Ma li dico così Io avevo allora, usavo molto le cassette, io ascoltavo musica molto spesso. A Bari mi avevano chiamato in un modo che riguarda l'uso delle cuffie, ma che se vi ripetessi non si capirebbe, però era un modo molto divertente. Diccelo. No, meglio se non ve lo dico perché è un po' volgare. Però rendeva molto l'idea. Sì. E avevo una cassetta in cui c'era Jeff Buckley da una parte e Penguin Cafe Orchestra dall'altra, De André PFM da una parte e Versus dei Pearl Jam dall'altra. E lo dico sul serio, cioè ce li ho, se volete ve le faccio vedere. E poi ero molto appassionato di musica classica, nel senso che mi piaceva molto Beethoven. Mi piaceva molto, però io lo concepivo soltanto come sinfonista, cioè per me Beethoven era soltanto la sinfonia. Questo perché ho avuto una supplente di musica alla scuola media ed è l'unico momento in cui ho studiato musica seriamente che qualcuno me l'ha insegnata, perché le altre volte c'era l'altra professoressa, era tutto quanto un po' così, insomma era molto vaga la cosa. E quindi da lì mi sono innamorato di Beethoven, che non è una cosa molto complicata, e poi ho ascoltato moltissima musica strumentale, però non ho avuto una grammatica musicale molto precisa. Senti, la tua formazione, un po' ne hai parlato, cioè qual è il tuo strumento, quando hai iniziato a suonarlo? Io ho iniziato a suonare il pianoforte intorno ai 13 anni, dopo qualche mese ho cominciato a suonare la chitarra. Ho studiato sul Pistons prima di cominciare l'università sono un autodidatta senza scuse. Vabbè, però hai studiato sul Pistons, hai studiato già bene, cioè voglio dire, quindi... Sì, ho fatto poi degli esami da privatista, ma insomma non ho avuto una formazione classica precisa con degli studi indirizzati. Sono autodidatta. Poi una cosa che fa molto effetto è dire che tuttora imparo, tuttora studio, il che è vero, però... Senti Francesco, ma come poi tutta questa differenziazione di ascolti, di passioni, come sei arrivato poi ad abbracciare la musica applicata alle immagini? Cioè che cosa che ti ha stimolato in particolar modo? Sei un onnivoro di cinema, eri un onnivoro di cinema? Sì. Com'è che ti sei appassionato? Allora, io mi sono appassionato, cioè ho deciso, io voglio fare il compositore di colonne sonore quando avevo 11 anni e ho visto Balla coi lupi. John Barry, grande. Sì. Cioè io ho visto Balla coi lupi e praticamente ho ascoltato per 3 anni qualsiasi cosa facessi Balla coi lupi, quindi andavo in motorino, immaginavo, no, sul bufalo, cioè tutte queste cose qui per me. Poi la colonna sonora è stata col fatto che ascoltavo sempre musica nelle cuffie. La passione per la musica applicata ti viene, perché a volte ci sono dei sync mentre tu ascolti la musica che pensi che ci sia una specie di miracolo, no? Cioè dici, sto ascoltando questa cosa e adesso è successa, vedo dall'altra parte del finestrino dell'autobus una cosa assurda, cioè è incredibile. Poi era anche molto, se ci pensi, quindi parliamo del 92-93, sì. MTV, l'esplosione dei videoclip, quindi ormai ascoltare musica mentre vai in bici, in Vespa o cammini, è già un po' ricevere del cinema, una colonna sonora. Io poi ho capito abbastanza tardivamente come funzionavano le colonne sonore, nel senso che io non ero sempre convinto che qualcuno avesse scritto la musica su quello che succedeva, ma a volte mi sembrava quasi il contrario quando ero un ragazzo molto più piccolo. Avendo capito cosa aveva fatto John Barry, io non ho, con un po' di mania di grandezza, insomma, volevo proprio fare soltanto questa cosa qui. No, guardavo già molti film, tra l'altro guardavo molti film italiani, perché per un'educazione mia non ho visto tanti cartoni animati. Cioè ho visto MacGyver, Supercar, quelli li vedevo sempre. Però i cartoni animati no, vedevo un po' Lupin, se c'avevo la febbre vedevo l'Uomo Tigre. Rimanevo a casa, perché era l'orario, facevo la replica mattina. Ma se no non vedevo... E quindi però guardavo un sacco di film perché ho una sorella più grande che quindi mi ha trasmesso un sacco di musica involontariamente, perché lei proprio con la musica non c'entra nulla,
e anche un sacco di film, quindi guardavo un sacco di volte i film, che ne so, Nuti, Troisi, questi film italiani. Per esempio, io ero impazzito per Giovanni Nuti. Caspita, Cioè, anch'io, ti capisco, ti nel capisco. senso che poi da fruitore molto Da acerbo, no? John Barry a Giovanni Nuti, Vuol insomma, dire che abbraccio una certa... Sai, c'è un però range. c'è John, Giovanni, Giovanni ecco, ci sta, ecco. Al di là il trade union dell'onomastica, c'è. questo vi fa capire quanto avessi una mente molto aperta. Sì. Quando sei eclettico. Semplicemente tacendo della caratteristica che in mezzo non c'era granché, perché io conoscevo così poche persone, così pochi compositori. Però ecco, mi faceva molto, mi attraeva moltissimo questa cosa, per cui a 14-15 anni cominciai trovai delle diapositive di mio nonno che era pilota, e cominciai a fare con un gruppo che avevo questa cosa di musica per fotografie. Cioè facevamo dei concerti molto spesso nelle librerie e facevamo della musica strumentale proiettando delle foto, delle diapositive principalmente del Libano degli anni 60, dove lui era stato in missione. E poi mano a mano, no, tra gli amici di classe, le cose sono cominciate altre avventure. Quindi la parte proprio strumentale della sezione musicale è sempre stata abbastanza pronunciata. Cioè io sono prima di tutto un fan di Bob Dylan, nel senso che è uno che ha una facilità di composizione anche, magari musicalmente non può sembrare un po' così, però quindi la mia cosa era proprio di raccontare. Vi dico di Bob Dylan per questo motivo, cioè il fatto di voler esprimere un concetto a qualcuno, e con le colonne sonore effettivamente è un bel modo per farlo, no? Un po' di anni fa, ora non mi ricordo quando, però un'intervista che ti feci sulla mia rivista, anzi nel 2012, hai visto, sono andato a recuperarla, nel 2012 ti feci un'intervista sui Generis, dove in realtà io ti facevo un elenco di tutti i film che avevi fatto fino a quel periodo, quelli che secondo me trovavo importanti nella tua carriera, e tu mi ricordo che dicesti una frase che secondo me è stata esemplificativa del tuo modo di approcciarti alla composizione di musica applicata alle immagini, che la musica da film è senso narrativo. E Sì. infatti ne hai parlato, perché Bob Dylan è senso narrativo in ogni cosa che fa. Quindi è proprio, secondo me ti è rimasto proprio dentro questa cosa, abbastanza come imprinting. E confrontandomi anche con altri musicisti che io considero maestri, in realtà il fatto di avere nella musica applicata un senso del racconto ti fa fare qualche errore in meno, perché non cominci a fare l'overwriting, la sovrascrittura, non cominci a confondere il film con il tuo concerto, e quindi anche delle indicazioni del regista ti sembrano più chiare, perché tu non stai pensando soltanto a fare un pezzo bello. Non mi ricordo quale compositore molto intelligente ha detto la musica da film non è fatta di pezzi belli, ma di pezzi giusti. Bellissima frase. Ed è proprio così, perché se tu prendi il violino di Hans Zimmer sul trailer di Batman di qualche anno fa, e quando c'erano botti dappertutto, tutto nel sub, percussioni, e tu fai il trailer di Batman col violino, li stai raccontando, non te ne frega niente che non hai usato 12 corni, ti interessa il fatto che stai mandando un messaggio. Col fatto che poi io ho fatto lettere classiche e la tesi in teoria della traduzione, il fatto di portare un messaggio da un punto a un altro, io nella colonna sonora ce lo vedo molto, perché la colonna sonora non è il dialogo, cioè il dialogo è facile. È un altro livello di comunicazione, sì. Quindi mi stai dicendo che la componente narrativa è fondamentale nel cinema, ma anche e soprattutto nella musica per il cinema, in sostanza. La componente narrativa, secondo me, è importante proprio nella composizione anche di musica pura. Nel senso, il sapere come organizzare il materiale compositivo è un modo di impostare una storia. Di impostare. Ma così come facendo un breve cenno alle cose che riguardano la radioarte, io vedo una grandissimissima, non solo io, lo vedeva qualcun altro prima di me, una grandissima analogia tra la composizione musicale e quella architettonica. Nell'architettura fai un racconto, cioè nel senso tu devi arrivare alla cupola
parti da qui, da giù, e devi trovare un modo organico e armonico, così come lo devi fare se racconti una storia, perché la stessa storia raccontata in modi diversi può sortire degli effetti diversi, no? A volte è più affascinante, a volte lo è meno, e nell'architettura è più o meno la stessa cosa. E quindi c'è un'organizzazione, no, di spazi e vuoti, così come di suono e silenzio nella musica, che ha a che fare col racconto. Adesso, senza magari divagare così tanto, tu devi decidere magari in una scena dove c'è musica, anche all'interno di una scena soltanto, dove c'è musica e dove no. E quindi quello te lo dà il racconto. Hai toccato un paio di punti che andrebbero approfonditi. Allora ne dico una. Hai accennato ad esempio all'esperienza che ha avuto Francesco nell'ambito della cosiddetta audioarte, no? Ovvero Francesco ha musicato dei quadri in un'esperienza, se non vado errato, del 2010, fatta alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Che lo dico da compositore, ne ho trovato un altro di compositore che si lega ripeto, che applica la musica non necessariamente al cinema, ma anche a altre arti. E siccome vorrei dedicare una puntata proprio a questo, proprio alla videoarte, proprio alla musica applicata all'arte contemporanea, alle arti digitali, eccetera, eccetera, Francesco, tu sarai invitato sicuramente, anche perché il discorso che appena hai fatto ha a che fare con la sinestesia, poi che è un altro concetto fondamentale. Io però vi riporto sulla retta via noi qui parliamo di musica, di cinema, e quindi partiamo dalla filmografia di Francesco, che, come ho detto, siccome è già abbastanza corposa, allora noi abbiamo fatto un sunto. Allora il sunto però parte sempre da quello che mi risulta essere da IMDb il tuo primo film, ovvero Volevo solo dormirle addosso. Volevo solo dormirle addosso del 2004 di Eugenio Cappuccio. 2004 Eugenio Cappuccio. È il tuo primo film realmente? Quello è vero che è il mio primo film. Di sicuro il regista di Volevo solo dormire addosso è Eugenio Cappuccio, con cui, se non erro, hai lavorato poi anche in seguito. Allora, siccome è la tua prima esperienza, ci parli velocemente di come è nata, di come è partita, perché questa è una domanda che fanno spesso chi si vuole avvicinare alla musica per cinema, cioè i ragazzi dicono: ma come succede il primo ingresso? Un mio amico doveva fare la comparsa su questo film. Io sapevo che volevo assolutamente fare una cosa del genere. Bari non era nel 2003-2004 quello che è adesso, ovvero un posto in cui si girano un sacco di film, non si sapeva proprio, era un po' l'uomo delle stelle, quel fatto del cinema è a Roma. E scrissi poi una canzone, si chiamava Volevo solo dormire addosso, scrissi una canzone di un rapporto amoroso irrisolto, e ovviamente il film parlava di mobbing, cioè di uno che doveva licenziare 25 persone in un mese, quindi la canzone era totalmente fuori luogo, e il montatore Marco Spoletini mi chiamò il 9 giugno del 2004 per dirmi: ciao, ci vediamo domani alla Moviola 16 perché abbiamo montato della musica tua. No, cioè onestamente quando risposi al telefono disse: ciao, sono Marco Spoletini, c'è papà? No, mio padre è veramente in ufficio. Ah, ma sei tu Cerasi, Francesco? Sì. Ah, ok. E poi, perché avevo 23 anni e mezzo. E quindi l'approccio è stato che io ho imparato, diciamo, le cose della musica da film, tra l'altro da un montatore. Che è una buona cosa, peraltro. Specialmente se si tratta di un ottimo montatore. Perché mi ha insegnato in una settimana un sacco di cose, cioè non poteva insegnarmi cose sulla composizione, ma le ha insegnate sull'applicazione della musica, che è stato paradossalmente, non dico più importante, ma altrettanto importante che poi studiare delle altre cose, perché proprio il rapporto tra la strumentazione, l'arrangiamento e il dialogo, gli in e gli out della musica, quali sync considerare di più e quali invece sono molto finti, specialmente in un determinato linguaggio come era quello di quel film.
tutte cose che poi mi sono rimaste. Però iniziare a lavorare in cinema con Spoletini che ti fa lezione, no, insomma, è una bella cosa, e in ogni caso è capitato in una maniera, sì, rocambolesca, ma guarda, stai sicuro che da quanto ho sentito da tutti gli altri compositori, insomma, sono tutte cose, racconti sempre singolari, quelli della prima... Che poi comunque ha dimostrato che sei piaciuto al regista, anche perché avete fatto tanti altri film insieme. Se sei così ti dico sì, ma 1 su 2, quindi comunque il sodalizio è proseguito e gli sei piaciuto. Intanto a Cappuccio va il coraggio di chiamare un ragazzino di 23 anni e mezzo per il suo primo film e avermi dato fiducia dopo. Cappuccio è stato assistente di Federico Fellini e infatti ha presentato a Venezia l'anno scorso un documentario, Fine Fellini Mai, per i 100 anni della nascita di Fellini, e quindi mi ha anche lui detto cose particolarmente utili, oltre che alla colonna sonora mi ha dato forse qualche insegnamento anche su come rapportarsi in un lavoro che ha a che fare col cinema. Sai, uno può essere comporre e scrivere alla grande, ma se non sa stare magari in un'organizzazione di lavoro, comincia ad avere un po' di difficoltà, no? Perché bisogna saper ascoltare bene gli altri, bisogna saperci lavorare insieme, saper stare con gli altri, insomma, saper stare con gli altri proteggendo il proprio lavoro, e quindi, sai, quando si è un po' giovani non è una cosa immediata. No. Senti, andiamo un attimo avanti e parliamo di un altro sodalizio, quello che vedo con Miccichè, in sostanza, con cui hai fatto un quantitativo di film esagerato, voglio dire, adesso non veramente... Ma anche le serie, perché c'era anche i liceali. Anche le serie, infatti... E io ho conosciuto così Francesco. E siamo in due. Liceali, perché mi sono appassionato della serie con la mia ex moglie e con la mia bambina, ma tra l'altro proprio ascoltando in particolar modo le musiche, e ho cercato Cerasi. Chi è sto Cerasi che ha scritto questa colonna sonora così aderente, così forte anche al di fuori delle immagini? Ho detto, caspita. Grazie. Devi sapere che anche io, Massimo, ho cominciato a conoscere Francesco in quell'epoca lì, perché stavo a Medusa, RTI, e io l'associo, Francesco, e forse la generazione la stessa, in quel momento venivano spesso due compositori, uno era Francesco Cerasi e l'altro era Andrea Farri, che secondo me siete della stessa generazione, più o meno, no? Credo, su per giù, credo abbiamo qualche mese di differenza. Ecco, esatto, quindi sono quei compositori che vengono considerati eternamente giovani, nel senso perché hanno avuto la fortuna di iniziare da appunto 23 anni, giovanissimi, e la fortuna di trovare, appunto, come diceva prima giustamente Francesco, chi ha voluto dare una responsabilità di un film a un ragazzo di 23 anni, che non è cosa, no. Appunto. Allora ci parli di come è nata questa collaborazione così ricca di produzioni con Miccichè, figlio di Miccichè, Lino Miccichè, da cui poi avete fatto anche un documentario, peraltro. Esattamente, e sempre per rimanere appunto nell'area di persone che hanno avuto a che fare con personaggi molto importanti per il nostro cinema, no? La collaborazione con Francesco è iniziata sui liceali 3. Ecco. Le prime due edizioni erano di Lucio Pellegrini, sì. E la terza era di Francesco, una persona adorabile, e quindi è molto difficile non volerlo rincontrare, ed è un regista col quale tra l'altro abbiamo fatto anche un, secondo me, riuscito film TV su Paolo Borsellino, con Cesare Bocci. Guarda, se mi permetti, faccio un breve excursus dei film che avete fatto insieme, che io ho tirato giù. Allora, I liceali, serie TV del 2000 e non so, della serie TV della vostra 13, credo. Poi appunto il documentario di cui parlavo prima, Lino Miccichè e mio padre, del 2013. Poi vedo Io sono libero, appunto, immagino, di Libero Grassi, regia di Francesco Miccichè e Giovanni Filippetto.
Poi Adesso tocca a me, che è un altro film, diciamo così, storico, perché è dedicato a un'altra grande figura che, se non sbaglio, è Borsellino, se non sbaglio. Poi abbiamo Ricchi di fantasia, qui andiamo sulla commedia. Poi di nuovo un film storico che è Figlio del destino del 2019. Poi e vedo ancora un'altra cosa, un altro dramma storico, io ricordo Piazza Fontana. Sì. Quindi insomma mi sembra di capire che con lui vai dalla commedia al dramma storico, al documentario, cioè ti dovrebbe piacere questo ampio ventaglio di possibilità. Mi piace moltissimo, mi piace anche come Francesco mette nelle condizioni il compositore di lavorare, perché facciamo qualche confronto, qualche discorso prima che lui cominci le riprese. E, da quando abbiamo fatto i liceali non fa mai quella cosa di chiamarmi mentre stanno montando, oppure a volte addirittura quasi a montaggio quasi finito, con un sacco di musica di repertorio già montata, oppure musica temp, come si dice. E quindi questa cosa qui secondo me dimostra anche una certa sapienza nel saper far rendere al meglio i propri collaboratori, no? E poi ha un suo modo di affrontare sia appunto il dramma storico, sia appunto la commedia, come quella con Ferilli e Castellitto, in un mondo molto genuino. Cioè, è una persona che ha vissuto di cinema, continua a vivere di cinema, ma sembra che si occupi, ha un temperamento che spicca rispetto ad altre persone che si incontrano in questo ambiente. Borsellino, Piazza Fontana, cioè quando si va a mettere le mani su queste storie che hanno importanti, che hanno segnato la nostra storia, lo si può fare secondo me in due modi: o facendo artigianato o avendo magari un profondo rispetto per quello che si sta scrivendo. In generale, che approccio c'è stato nell'ambito di questo genere perché vedo che ne avete fatti parecchio di questi documentari o dramma storici? Ecco. Sì. Intanto è proprio quello di capire attentamente qual è la temperatura che deve dare la musica alle scene, perché bisogna tener conto anche dei committenti. I film che tu hai elencato erano per Rai 1. E una cosa che secondo me è interessante da considerare quando si scrive la musica è anche chi la riceverà, nel senso che comunque fare della musica per il cinema d'autore è diverso da fare della musica in prima serata per Rai 1. E anche trattare questo genere di temi, che sono stati già particolarmente rappresentati, no? Noi sappiamo di Via D'Amelio, abbiamo visto le immagini purtroppo tantissime volte e le abbiamo ascoltate molto spesso, sempre anche con non magari le immagini dopo l'esplosione, ma quello che riguarda Borsellino e Falcone è stato anche molto commentato dalla musica, cioè abbiamo sempre ricevuto queste immagini spesso con la musica. E quindi l'approccio è quello di una grandissima attenzione e anche un certo minimalismo. Nel senso che sono dei materiali da commentare che sono già così stratificati di un sentimento che non può essere, c'è la tensione e il dolore. E la tensione e il dolore tutti noi abbiamo un modo di tradurla, però forse siccome non è una storia nuova, la cosa che bisognerebbe fare secondo me è quella di essere molto essenziali. Minimalismo, ma non tanto formale, ma proprio di intensità della musica, per non sovrastare qualcosa che già si conosce, anche perché sai, un conto è una fiction, un conto è una docu-fiction, in cui comunque c'è moltissimo materiale reale. Ma soprattutto sappiamo narrativamente come va a finire, poi Stavo per dire prima che un dirigente della Rai disse no, come Cher va bene, contando che sanno come va a finire. Io ho sempre, guarda, mi attacco a questa tua
descrizione dell'uso del minimalismo, cioè dell'essere minimale, soprattutto in certe tipologie di prodotti, comunque di film o docufilm. Io ho sempre trovato nella tua musica, ma anche in riferimento alla commedia, una sorta ecco, mi rifaccio anche a quello che dicevi all'inizio della questione dell'architettura, dell'architetto, una sorta di architettura sonora molto, molto intima, cioè tu hai un intimismo molto preponderante, anche quando si commenta qualcosa di prettamente comico o comunque dolce amaro. Ed è una cosa che mi è sempre piaciuta, con anche un Grazie. uso accurato e molto attento di pochi strumenti, anche quando c'è l'orchestra non diventa preponderante, ma è un supporto a qualcosa che poi di solistico viene fuori in maniera molto, molto, ecco, intimista. E tra Sì. l'altro, neanche a farla apposta, visto che io sono per caso un collezionista, ho questa qua che considero una colonna sonora delle tue più belle in assoluto. Oggi Grazie, me la riascoltavo giusto in occasione di questa intervista. grazie mille, grazie Massimo. E, tra l'altro, purtroppo è uno dei pochi CD di Francesco che posseggo, se no avrei fatto una sfilata come al solito mio esagerato. Questa è una Però richiesta, Francesco, questa è una richiesta, è una no, velata no, richiesta. No, no, ma perché te la siamo già fatta privatamente Ah, questa lo so richiesta. già. Il problema è che vorrei averli anch'io questi dischi, Lo so, ma non li fanno. Cioè, nel senso, non sono più. No, ma no. faccio un appello, mi aggancio a quello che sta dicendo ora Francesco. Mi denoto che molti dei compositori italiani, ma non solo italiani, con altri stranieri che ho intervistato, mi dicono: sai che tu ce l'hai, ma io no. Ma molti non hanno neanche un supporto fisico, cioè addirittura alcuni neanche quello digitale, cioè quello che poi va a finire effettivamente come su Spotify o Di alcune non ne sui abbiamo canali fatte. digitali. È allucinante, questa cosa veramente per me è inconcepibile, che il compositore, colui che ha realizzato quelle musiche, non abbia poi un corrispettivo fisico, o almeno cioè quello che poi viene editato per andare a finire in vendita, che mi sembra veramente un assurdo. Anzi, vorrei darvi la musica che ho fatto per un film di Ivano De Matteo che è uscito quest'inverno, ma me la sono fatta da solo, cioè mi sono stampato io i dischi perché con Ivano volevamo è tutta musica jazz suonata in diretta, quindi volevamo averci il vinile, con Enzo Pietropaoli e insomma degli altri valorosissimi musicisti che si sono piegati a questa cosa, ma me la sono fatta da solo, cioè l'ho fatta Ecco, da solo. guarda, questa cosa qui è bellissima, ma meriterebbe un altro approfondimento, cioè sul ruolo del compositore e quanto il compositore viene considerato dalle produzioni, quindi io eviterei di parlare di questo, mentre mi lego a quello che ha detto adesso, perché oggi abbiamo fatto un'intervista e ne faremo peraltro un'altra puntata dedicata a questo, il rapporto tra jazz e musica applicata. E quello che si diceva in questa intervista con dei tuoi colleghi è il fatto che il jazz, mentre negli anni 60 era utilizzato per colonne sonore, facevo l'esempio ad esempio dei titoli di testa Pronti via del Sorpasso, man mano poi il jazz è andato sempre a decadere nell'utilizzo dell'ambito delle colonne sonore, al limite viene utilizzato per musica diegetica, di sottofondo, per ambienti eleganti, ma un vero e proprio utilizzo un po' più ricco e articolato raramente capita, mentre ad esempio capita che sul film Birdman ci sta Gomez che fa una colonna sonora solo di batteria. Scopro che hai fatto appunto una colonna sonora con Pietro Paoli, altri e via dicendo. Come mai secondo te? Allora, intanto perché secondo me un certo tipo di jazz deve essere suonato e per fare la musica da film, un po' per il cinema, sicuramente per la televisione, bisogna fare dei provini digitali, MIDI. E se io mi metto a scrivere i soli MIDI di quello che può fare Sigurta alla tromba, sono scemo, perché so che lui farà molto meglio. E quindi già questo ne riduce un po' l'uso. Perché viene usato poco, credo sia anche per una questione formale, nel senso che il jazz
C'era Fellini che diceva che aveva paura, gli faceva paura la compiutezza della musica. Cioè lui diceva, per me la musica è troppo una cosa finita, infatti la rifiuto sempre, perché per me è una cosa che non va insieme al film, si metterebbe sopra il film. E credo che il jazz sia veramente particolarmente finito. C'è un altro come forma, nel senso che al di là proprio del suono o del linguaggio, fare un pezzo jazz che noi ascoltiamo su un disco, la scena poi dovrebbe un po' adeguarsi, Certo. a meno che uno non decida di suonare dal primo fotogramma alla fine in diretta e comincia a commentarlo, e questa è un'altra strada un po' difficile da praticare oggi per dei motivi produttivi, però potrebbe essere una strada. Per l'utilizzo che si fa della musica oggi, il jazz ha più difficoltà come forma proprio a essere applicato, però lo si usa molto invece un po' di più come musica di repertorio, cioè quando Sì, si sì, no, in quel caso lì, lì non c'è problema, però non rientra più in un discorso estetico, ma entra quasi funzionale e basta. Ma il film è Villetta con ospiti, giusto? Sì. Sì. Allora, io direi di andare a parlare di un film, e parlo di Fiore Gemello. Per quale motivo? Perché ha appena vinto il premio Spello. Introduciamo questa tematica, questo film, facendo vedere appunto il trailer del Fiore Gemello. Okay. Tu non hai paura sempre solo? Io non sono sola. Allora, eccolo qui, come avete visto, regia di Laura Lucchetti. Francesco, sei fortunato, un trailer dove si sente musica, immagino tua, no? Non di repertorio. No, non è tua, no. Speravo non lo dicessi, poi alla fine... No, lo devo dire per forza. No, non è musica mia, non siamo stati neanche felicissimi, devo dire, con Laura di questa scelta, perché c'era un trailer invece che la musica originale del film, che è basata appunto anche lì con gli archi un po' meno classe. Altra cosa da mettere nella serie scaffale: rapporti tra produzione e musicista. Cioè, spesso sono buoni, se no sembra una cosa polemica, spesso sono buoni. No, spesso sono buoni, ma in altri casi... Altre volte sono un po' incomprensibili. Comunque, diciamo che vendetta è fatta perché hai vinto un premio te con questa colonna sonora, che se fosse per trailer non si sarebbe... non si sarebbe... Senti, ci parli un po' del film invece, di una breve sinossi e un po' di circa la realizzazione della colonna sonora, appunto. È la storia di due anime sole, una immigrata dall'Africa e una ragazza invece che ha visto una cosa che segna la sua vita, per cui va in fuga. In questa fuga incontra Khalil, il ragazzo che l'accompagnerà poi per un viaggio per la Sardegna, che si concluderà riuscendo a venire a capo di questo dolore che l'ha portata alla fuga, e alla fine non svela se poi continueranno a fuggire insieme o no. Nel totale del film Laura contava 9 minuti di dialoghi. Nel senso che il film ha avuto un buon percorso estero, è stato a Toronto, ha vinto un premio al Festival di Londra, è stato al Festival di New York, insomma ha fatto un bel giro.
La colonna sonora ha una storia interessante in questo film, nel senso che Laura era già in Sardegna per girare il film e mi aveva chiesto di mandargli della musica. Io stavo lavorando con un violoncellista strepitoso che si chiama Redi Asa e che è il violoncellista che accompagna Einaudi da un po' di anni. Cioè, gli ho chiesto di trattenersi qualche altra ora in studio, e in realtà stavo facendo un'altra colonna sonora, per fare della musica insieme. In cui avevo in mente i temi, li ho messi giù in modo molto molto rapido. E, ho spedito questa musica a Laura, erano 5 pezzi. Fino alla Quindi, fine del mix ho fatto soltanto un altro brano. ma Cioè, solo violoncello? Pezzi no, per violoncello solo? no, violoncello e poi c'erano dei sintetizzatori e degli altri effetti, degli altri suoni. Ho suonato un organo che poi ho un po' distrutto con i pedali e poi c'era un arrangiamento di archi particolarmente semplici e lui l'ha sovrainciso e ha fatto la linea solista, che sono tra l'altro i titoli di coda del film. Ma poi non ho... Cioè, chiedevo anche di fare dell'altra musica perché il montaggio è durato un po', quindi dall'inizio delle riprese alla fine del montaggio ho proposto anche dell'altro, ma la valorosa montatrice Paola Freddi mi ha aiutato a capire che forse non serviva a nient'altro. No, ci sono poi altri 2 pezzi suonati con un liuto. Io suono spesso la chitarra e quindi avendo questo liuto a disposizione in questo studio poi ho fatto anche questo e quindi non so se sia stata una musica così eccezionalmente buona, ho avuto una grandissima fortuna O forse semplicemente, come dicevi prima, giusta per questo tipo di produzione. Per cui, ma fammi capire, mi incuriosisce questo fatto: 9 minuti di dialoghi vuol dire tecnicamente molto tempo per il musicista, o invece no, invece ci sono stati 9 minuti di dialoghi e molta, non lo so, presa diretta, rumori, suoni. Sì. Magari sa qualche minuto in più, forse 14, però insomma vabbè, sì, non certo. arrivavano a 20 minuti. Ci sono pochi interni, loro sono sempre fuori, quindi sono tra boschi, mare, barche, case diroccate e quindi in realtà l'importanza del suono è molta. Giustamente Laura voleva che ci si sentisse molto in fuga, ma questa però è stata una delle volte in cui, tra l'altro, io, nonostante avessi proposto dell'altra musica, cioè della musica diversa da quella che era, per arricchire quella che era stata montata, poi in alcuni punti ho suggerito di toglierla. Onestamente, credo che la misura e l'attenzione alla misura sia una strada per apprezzare la musica in un film. Perché il mio incubo personale è che qualcuno guardando un film dica Madonna che palle, perché non mette, perché c'è sempre musica, come ogni tanto in sala mi è successo, c'era bisogno di tutta sta musica ogni volta. La cosa bella è che questa è una domanda che si fanno più spesso i compositori rispetto ai produttori che ci rimettono anche adesso, diciamolo, a togliere musica, soprattutto nelle serie televisive. Lo sai che pensavo, io questo film non l'ho visto e mi piacerebbe molto vederlo perché mi è molto incuriosito, che questo tipo di estetica è un po', cioè, basata non molto sui dialoghi e neanche sulla musica, è molto alla Wim Wenders, all'Antonioni, cioè quindi è un modo che si è perso di girare adesso, ormai si tende a riempire tutti gli spazi eccetera eccetera, quindi se poi mi dici girato anche in Sardegna, che Sardegna, l'ambientazione della Sardegna, lo dico da mezzo sardo, è spettacolare da questo punto di vista. Sì. Sa, come posso dire, descrivere molto bene la solitudine, se vuole. Quindi non è la Sardegna, non è billionaire come qualcuno pensa, ma no. è tutt'altro. Non lo dicevo a proposito del film, lo dicevo a proposito dell'immaginario collettivo di come viene immaginata spesso la Sardegna, insomma,
che invece è Sardegna di una bellezza selvaggia incredibile. ha un vento così musicale che uno dei suonatori di pietre Infatti. è in Sardegna, no? Sardegna, Sardegna. Ci sono dei musicisti, tra l'altro, straordinari, a parte Fresu, Arcinoto, ma ci sono poi dei musicisti. C'è Angeli, Paolo Angeli, che è un chitarrista del nord della Sardegna che fa delle cose bellissime. Tra Barcellona e la Sardegna. Esatto. Sì, Esatto. Gavino Murgia, ci sono tantissimi musicisti eccezionali, e perché credo che, insomma, io sono molto vicino alla Sicilia perché ho la compagna siciliana e quindi vado spesso in Sicilia, ma sono due isole completamente diverse. Cioè, è un essere isolano che non può essere accomunato a quello. No, completamente. Ma hai fatto un lavoro, perché mentre parlava Marco ovviamente diciamo del vento, che è una preponderanza non da poco in Sardegna, ma parlavamo durante un'intervista al Cresa de Ma per il film L'Agnello, dove Marco Biscaglini si era introdotto quasi come una forma di sound design per utilizzare il vento di questa storia di pecorari, e lui si è introdotto musicalmente con suoni anche strani, un po' particolari, quasi proprio a tematismo, ma suono vero e proprio puro. Ma tu hai fatto anche questo lavoro, visto che mi incuriosiva il fatto che comunque ci sono 20 minuti a malapena di dialoghi, è un on the road, l'uso preponderante anche qui del rumore, del suono, di tutto quello che è la natura, e tu ti sei introdotto anche in questo modo attraverso la tua musica, cioè sei diventato una sorta di mashup tra suono, naturale, rumore e i tuoi temi? Guarda, proprio per la questione del vento, in realtà poi ho preso un suono molto che lo caratterizza molto, che è quello proprio di usare l'archetto in un certo modo sul ponticello, per cui lui, prima di emettere gli armonici, aveva un suono proprio del crine, no? Dell'arco, che poi ho isolato e ho usato sul film, e a volte è proprio l'introduzione che c'è tra la musica e precedentemente il vento. C'è una scena girata nelle saline che aveva un suono incredibile, però ho cercato di avvicinarmi molto al suono appunto desertico quasi che c'era, tramite i suoni degli strumenti. Senti, allora io chiuderei con una commedia, perché mi è capitato di vederla proprio adesso, qualche tempo fa, credo qualche giorno fa, su Amazon, e sto parlando di quella con Valentina Ludovini, cioè Cambio tutto. Che Cambio tutto è impostata su un certo tipo di musica in realtà per le marching band o per altri organici di soliottoni che ci sono stati, specialmente dalla fine degli anni 90 in America. E poi ho deciso, insieme a Guido Chiesa, di impostare la musica in cui lo strumento solista è il contrabbasso, in realtà perché appunto già mi era successo di collaborare con uno dei più grandi contrabbassisti italiani, che è Enzo Pietropaoli, che si è offerto, o meglio ha accettato, di fare anche quest'altra colonna sonora molto diversa da quella che avevamo fatto prima, in cui i temi sono suonati dal contrabbasso, il che in realtà dà un suo tono di commedia che spero che risulti interessante. No, peraltro questo suono del contrabbasso, qui mi ricorda una battuta di Checco Zalone che diceva: se vuoi lasciare la tua ragazza, lasciala durante il solo di contrabbasso. Allora, cioè, è fantastico. Quindi detto questo, invece a usarlo bene il contrabbasso ci scherziamo, ma invece in realtà va benissimo. Quante persone ci saranno lasciate durante la colonna sonora. Quando è stato girato il film invece? Quando è stato realizzato? Quando siete andati in post-produzione? Il film è stato girato a settembre e abbiamo finito il mix il 24 gennaio. Il film doveva uscire il 5 marzo. Ah, quindi poi era già pronto il film, quindi. Sì, il film doveva uscire il 5 marzo per c'era il weekend della festa della donna. Sì. È un film con la protagonista femminile, quindi
e chiaramente l'uscita del 5 marzo è stata segata completamente proprio. saltata, è andato su Amazon, i compositori da questa pratica hanno qualche ripercussione, ma poi ne riparleremo in No, altri no, no. momenti. Anche su questo no, ci sarà una puntata speciale puntata su apposita. questo, ecco, dove vi potrete sfogare liberamente. Sempre senza fare polemiche, però Sì. insomma, quello che possiamo dire rapidamente, Amazon e Netflix non hanno SIAE. Esatto, esattamente. Allora, ne abbiamo fatto un po' una nostra bandiera questa, e cioè non tanto che noi addetti ai lavori lo sappiamo, il problema è che l'opinione pubblica non lo sa, quindi è convinto invece che i musicisti, i compositori, gli artisti percepiscano chissà quali somme dal appunto lo streaming, cosa che non è così. E siccome stiamo andando invece verso un momento dove, ahimè, purtroppo dello streaming se ne farà un uso piuttosto imponente, forse è il caso di ritarare certe questioncine che vanno dalle royalties, ad esempio, al pagamento dei diritti, che mi sembra una cosa sacrosanta. Parlo di diritti. Tra l'altro, per essere non troppo campanilisti, questa cosa riguarda anche gli editori. Nel momento in cui poi un editore è ridotto, perché sono 12/24esimi e 12/24esimi, nel momento in cui a un certo punto un editore non sa se questo film per cui lui investe andrà in sala o andrà in streaming, quindi se può avere N guadagno o 0 assicurato guadagno, qualche anno così, non so quanti editori ci saranno disposti. No, allora allunghiamo il discorso, Francesco. Non so quanti studi di registrazione ci saranno, quante orchestrali ci saranno, quanti musicisti ci saranno, e potrei andare avanti. E siccome questa invece dovrebbe essere, anche se piccolina, comunque un'industria, forse è il caso, ripeto, di riconsiderare certe dinamiche. È assolutamente necessario e urgente. Benissimo, e di questo ne riparleremo, cioè cominciamo ad avere parecchie speciali dove abbiamo il jazz, il copyright e l'arte. Ci vedremo spesso finalmente. Esatto, se tu vuoi, almeno virtualmente. Ok, allora io ringrazio tantissimo Francesco, perché sono contentissimo. Abbiamo toccato tanti, appunto, temi importanti che, come vedete, meritano un successivo approfondimento. Io ti auguro veramente il meglio, cioè di poter uscire da questo lockdown con 30-40 film. Ho visto che nel 2019 ne hai fatti un quantitativo esagerato, e mi auguro... sapevo che ci sarebbe stato il lockdown, allora ti sei portato avanti con la cosa. Francesco, grazie, tanto è un apprestissimo, quindi ciao. È bellissimo. Ciao ragazzi, ciao Francesco, grazie di tutto. Grazie a voi, ciao.